Buonasera a tutte e a tutti. Questo interesse dell'Istituto Gramsci per materie scientifiche non è frutto di una conversione, semmai di un recupero delle origini dell'Istituto. La prima conferenza che si tenne non era in questa sede, era in Corso Calatafimi, ma la prima conferenza che si tenne fu una conferenza di Felice Ippolito. Non so chi ha tanti anni per potersi ricordare di Felice Ippolito, siamo negli anni 70. Tutti, no? Ma c'è qualcuno che non la ricorda. Tiziana, per esempio, la nostra collaboratrice, non si ricorda, giustamente. Sì, e poi abbiamo fatto tante manifestazioni con, per esempio, Marx e le scienze. Mi ricordo c'è pure il cartellone di Marx e le scienze. Scienze e scienziati nell'Italia meridionale, tante iniziative che erano promosse non dal presidente di allora, che era uno storico, ma da docenti della facoltà di ingegneria e delle facoltà scientifiche. Vabbè, a parte il fatto che l'istituto fu diretto per una decina d'anni da Giovanni Giudice, cioè biologo. Poi ho ricevuto recentemente un invito di una persona che io dicevo sì, ma me lo ricordo benissimo questo, che non so quale riconoscimento gli facevano, che era della facoltà di ingegneria, secondo me, si chiamava Gaetano Ferrante. Gaetano Ferrante, nessuno lo conosce. Vorrei citare, c'è un verso bellissimo di Ungaretti: e forse io solo so ancora che visse, cioè che non c'è nessun altro che si ricordi che è vissuto. Gaetano Ferrante. Un altro si chiamava Paolo Cavaliere. Volevo chiedere se sono vivi o no. Ferrante faceva parte di questo convegno al quale mi invitavano per un saluto dell'istituto, non potei andare. Insomma, io volevo rivolgere un saluto a tutti i nuovi e i vecchi ingegneri, ringraziare molto i nostri ospiti che ci parleranno di questo tema così interessante, o vedremo se non anche preoccupante, oltre che interessante. Il professore Silvestri dirigerà la baracca. Grazie Salvatore. Sì, il tema vedremo che è anche un po' preoccupante effettivamente. Tutto ruota intorno a questo acronimo, questo PFAS. La P è per poli, quindi perché sono tanti gli atomi, ma la lettera importante è la F del fluoro, perché questi sono composti contenenti fluoro, Allora, non devo ricominciare, non esageriamo. Voglio soltanto dire che nell'acronimo PFAS la F del fluoro è quella che regge tutto e reggerà anche questo incontro di oggi. Si tratta di composti fluorurati, composti polifluorurati, in cui diciamo, essenzialmente tutte le posizioni di legame che si possono verificare con gli atomi di carbonio che costituiscono catene più o meno grandi, più o meno piccole, e tutte queste posizioni sono occupate da atomi di fluoro, o quasi tutte. Ci potranno essere atomi di ossigeno, ci potranno essere qualche atomo di idrogeno, ma la maggior parte sono atomi di fluoro. E Andrea Pace fra poco ci parlerà della peculiarità di questo legame del carbonio e del fluoro, che è quella che conferisce, diciamo, la grande stabilità a questi composti. Grande stabilità che da un lato è un pregio, perché questi composti non bruciano, perché questi composti quindi possono essere usati come ritardanti di fiamma, vengono addizionati per esempio alle schiume antifiamma, vengono utilizzate per impermeabilizzare tessuti, vengono utilizzate per esempio nelle nostre cucine per rivestire da soli o in miscela l'interno delle pentole, l'interno delle padelle e così via. Cioè tutto quello che riguarda alte temperature, ma non soltanto, anche
tutte le parti che devono essere lubrificate con delle caratteristiche di resistenza molecolare speciali, possono vedere impiegati questi PFAS. Quindi da questo punto di vista i PFAS sono benemeriti perché risolvono problemi che sarebbe difficile risolvere altrimenti, ma non impossibile. E l'aspetto negativo consiste proprio in questo pregio, cioè la loro stabilità, la grande stabilità chimica significa che questi composti, più alcuni solubili, altri insolubili in acqua, alcuni che vengono dispersi in atmosfera, altri che vengono dispersi sul suolo e poi penetrano nel suolo e poi vanno a finire nelle falde, e sono composti su alcuni dei quali si è già vista un'attività patogena a livello umano, e questi composti vengono chiamati forever chemicals, cioè prodotti chimici eterni, perché il loro degrado nell'ambiente è lentissimo, se non per dire, insomma, al di là delle aspettative anche di un degrado anche di composti molto stabili. E questo è il problema, cioè andiamo verso un accumulo, andiamo scoprendo che ci sono delle patologie generate da questi composti, vediamo che questi composti entrano nella catena alimentare, insomma sostanzialmente vediamo che un aspetto positivo rappresentato da quelle virtù che dicevo prima è controbilanciato pesantemente da tutti questi aspetti negativi. Sarebbe bene riflettere su questo, e oggi lo scopo di questo incontro è proprio quello di fare il punto, cominciando con una descrizione della chimica di questi composti, ce ne parlerà Andrea Pace, poi sugli aspetti, diciamo, ecologici di questi composti ne parlerà Marco Parolini, e poi Claudia Marcolungo che parlerà della situazione normativa non soltanto in Italia, non solo in Europa, ma in generale nel mondo, per normare in qualche modo, cercare di contrastare la diffusione e magari indirizzare verso altri obiettivi. Quindi di questo parleremo oggi. Ringrazio i nostri ospiti e darei la parola a questo punto a Andrea Pace, che è un nostro collega che in un dipartimento complesso di chimica organica, farmaceutica, e che diciamo, allarga i suoi interessi su vari aspetti, ivi compresi anche questi composti fluorurati. Andrea, a te la parola. Grazie. Uso questo? Questo Dovrebbe funzionare. Allora, vediamo se parte. Allora, buonasera, grazie per l'introduzione e benvenuti a tutte e a tutti. Io sono un semplice chimico organico, quindi faccio la parte del cattivo stasera. E lancerò qualche anche piccola provocazione, come mio solito. Spesso sono, diciamo, ironico in alcune riflessioni, anche perché alcune affermazioni assolute sono, diciamo, sempre da trattare con le pinze, quindi è importante avere una consapevolezza dei termini. Cercherò di mantenere la presentazione il più leggera possibile senza addentrarmi in alcuni dettagli, quindi mi scuso anticipatamente con qualche collega chimico qua presente, lo stesso professore Filardo, che potrà magari diciamo, dire qualche dettaglio in più se dovesse essere necessario, ma cercherò di mantenermi molto in maniera divulgativa. E nell'ordine, o comunque nelle citazioni delle varie slide, mi sono attenuto al titolo diciamo, della giornata di oggi, che i colleghi, a partire dai colleghi di Milano e di Padova che interverranno, e del professor Silvestri, si sono scambiati via email e io non rispondevo mai, quindi si saranno chiesti io perché non rispondevo, perché, diciamo, ho un po' spirito di adattamento, per cui ho detto qualsiasi cosa sia riesco a tirare fuori. Anche la proposta del titolo del mio intervento, che è stato proposto dal professore Silvestri, ho detto mi va benissimo così, quindi li ho riportati, ho bene o male impostato le slide esattamente con questi termini, più o meno sparsi, l'ordine non sarà proprio lo stesso.
E allora, diciamo, andiamo a vedere un pochettino in genere che cosa sono, non potendomi girare ovviamente, altrimenti non vedo quello che voi vedete. Che cosa sono questi FAS? Sono sostanze perfluoroalchiliche, quindi per la P, F fluoro, A sta per alchiliche ed S sta per sostanze. Giustamente il professore Silvestri ha messo l'accento sulla F, in genere l'accento si mette sulle vocali, ma hai correttamente messo l'accento sulla F, dove però io vorrei lanciare una provocazione, perché attenzione, ci possono essere degli acronimi, delle sigle, che visto che la F inizia a non piacere tanto, tolgono la F dall'acronimo e lasciano una impressione magari nel consumatore che quelle sostanze non contengano fluoro o questa tipologia di... Quindi attenzione sempre ai messaggi che riceviamo nel momento in cui c'è un marketing di prodotto, dove la banalissima bottiglia che è 100% plastica ci dice che c'è meno il 70%, poi leggi in piccolo nel tappo o cose di questo genere. Allora, le sostanze perifluoroalchiliche o perfluoroalchiliche vengono utilizzate innanzitutto perché, cioè, per quale motivo vengono prodotte? Per determinate proprietà che sono proprietà tensioattive. Che vuol dire tensioattive? Se guardate, diciamo, anche in controluce questa bottiglia d'acqua o mettete in un cilindro una colonna d'acqua, vedete una situazione come quella al centro con un menisco concavo, cioè il menisco è quella parte di superficie all'interfaccia tra il liquido e l'aria. Se è riempito un tubo di mercurio, vedete invece un menisco convesso. Perché hanno questa forma, queste superfici di interfaccia? Perché ci sono delle forze che si chiamano tensioni fra le molecole dell'acqua o di mercurio, e queste tensioni sono diverse in funzione della differenza che c'è tra l'aria sopra e il liquido sotto. Le sostanze che aggiunte a questi liquidi modificano queste forze si chiamano tensioattivi. È visibile in un tubo, è visibile anche nella bagnabilità. Se voi mettete una goccia di acqua su una superficie di vetro, si spalmerà sul vetro. Se la mettete la goccia d'acqua su un tessuto, il tessuto la assorbirà, quindi si bagnerà di più rispetto al vetro. Se mettete una goccia di mercurio sul vetro, vedrete che avrà una forma proprio di pallina, perché il mercurio bagna meno il vetro di quanto non bagni l'acqua. Quindi anche l'esperienza, chi di voi ha magari rotto qualche termometro quando ancora c'era il termometro a mercurio, avrà notato che doveva raccogliere tutte queste palline dal pavimento che diventavano una pallina di mercurio un po' più grossa. Ma ancora più recentemente siamo stracolmi di acqua micellare, Garnier o non Garnier, sulle varie pubblicità. Che cos'è quest'acqua micellare? Non è altro che acqua e sapone, parliamoci chiaro, però acqua micellare fa più marketing e si vende a un prezzo 20 volte di più delle acqua col sapone che si riesce a fare a casa. E che proprietà ha? Ha una proprietà di molecole tensioattive, anche queste. Non ci sono FAS nell'acqua micellare, ma sono dei banalissimi saponi che hanno quella testa, quella pallina là rossa o rosa, che si dice che è polare o idrofila, quindi è amica dell'acqua, vuole stare vicino all'acqua, e queste code che sono apolari o idrofobe, quindi hanno paura dell'acqua, o lipofile, amiche dei grassi. E quindi tendono a stare quelle polari tutte insieme e quelle apolari o lipofile tutte insieme. Lo sporco o il trucco o il grasso che si vuole andare a rimuovere è una sostanza apolare, quindi lipofila e idrofoba. Il grasso con l'acqua sapete che non si mescola. Allora queste sostanze, questi tensioattivi che fanno? Mescolano la loro codina apolare con la parte grassa, ma utilizzano la loro testa idrofila per sciacquare via il grasso e quindi portarsi appresso lo sporco dalla superficie, dalle mani, da dove lo vogliamo tirare via. Quindi questo, diciamo, meccanismo si basa su una interazione fra la codina, che è
lipofila, amica dei grassi, e lo sporco che ha caratteristiche grasse. Questo fa sì che queste proprietà siano presenti in tante molecole. Per esempio, se voi andate a vedere, non importa se non si vedono le lettere o le cose, la forma, guardiamo la forma di queste molecole. Se andate a vedere dietro una confezione di un detersivo, vedete scritto contiene sodio dodecilsolfato oppure tensioattivi non ionici, quindi non ci sono cariche particolari, ma ci sono sicuramente queste codine che abbiamo visto che hanno il compito di agganciare lo sporco e portarlo via. Questi tensioattivi hanno una serie di catene di atomi di carbonio legate a degli atomi di idrogeno e funzionano in questa maniera. Quando al posto dell'idrogeno mettiamo il fluoro, quindi catene di questo tipo, però tutte con gli atomi di fluoro al posto dell'idrogeno, le proprietà sono molto simili. Ma il fluoro, essendo più stabile, se li vuole tenere appresso tutti i suoi elettroni, diventa meno modificabile rispetto a quanto non lo sia l'idrogeno, e quindi non solo è idrofobo la catena fluorurata, ma è anche oleofobo, quindi non riesce a bagnarsi nemmeno con l'olio. Quindi le catene fluorurate hanno questo doppio vantaggio: non si bagnano di acqua, ma non si bagnano neanche di olio. Quindi possono avere tutta una serie di applicazioni maggiori rispetto, per esempio, ai tensioattivi non fluorurati idrogenati. Questa caratteristica, che è dovuta alle codine, bisogna vedere quanto sono lunghe queste codine, perché se sono troppo corte non esercitano la loro funzione, esattamente come la pratica orribile di tagliare la coda ai cani c'era, adesso è stata vietata giustamente, ma la coda in un animale che ha una funzione di stabilità, se uno gliela accorcia si perde la funzione che aveva quella coda. Esattamente come negli animali, anche nelle molecole, questa catena più lunga è, più riesce a esercitare la sua funzione, più corta è, meno funzionale è. Vi faccio un esempio con molecole non fluorurate, ma di acidi simili a questi nella diapositiva. L'olio contiene degli acidi grassi, cioè degli acidi con catene lunghe di atomi di carbonio, lunghe 12, 16, 20 atomi di carbonio. L'aceto è pure lui un acido, ma è fatto soltanto da 2 atomi di carbonio. E voi sapete che l'olio con l'aceto non si mescola. Perché non si mescola? Perché l'olio ce le ha troppo lunghe, l'aceto ce l'ha troppo corte e quindi è molto polare e non si mescolano, non si parlano, non comunicano. Se ci mettiamo un poco di tuorlo d'uovo che contiene le proteine che riescono a parlare entrambe le lingue con l'aceto e con l'olio e mescoliamo bene, otteniamo una bellissima maionese. Ok? Quindi le proteine nel tuorlo d'uovo riescono a fare questo meccanismo, diciamo, di miscelazione tra 2 composti che altrimenti non sarebbero miscibili. Queste catene di composti acidi fluorurati sono quindi divise in ultracorte, corte e lunghe. Sono termini che mette l'uomo giusto per dare una definizione, non è che 2 è ultracorte, allora 1 com'è? 1 non c'è perché non ci sarebbero le possibilità di fluoro, ma 3 sono ultracorte o sono un pochettino medie. Sono definizioni che lasciano il tempo che trovano, però le trovate magari come classi di composti. Uno dei composti più utilizzati in questi composti perfluoroalchilici è l'acido perfluoro ottanoico. Questo otta significa che ci sono 8 atomi di carbonio e se li contate ogni vertice, diciamo l'unione tra 2 segmenti, a partire da quello con 2 legami con l'ossigeno fino all'ultimo che ha 3 legami di fluoro, ogni vertice è un atomo di carbonio e sono 8. Quello è come lo disegniamo noi con le linee e con le lettere per rappresentare una struttura su carta.
Quel modello con le palluzze verdi e rosse è qualcosa che dà un'idea della compattezza di questa molecola con delle forme a codina o diciamo a testa, ma immaginate che questa molecola è praticamente invisibile diciamo, all'occhio umano, lo vedremo un po' più avanti. Quali sono queste proprietà che dicevo prima che consentono a queste molecole di interagire? Tra il titolo si parlava di reattività. Reattività in chimica significa che la molecola si trasforma in qualcos'altro, quindi anche la degradazione è una trasformazione. Anche quando noi bruciamo un pezzo di carta lo stiamo trasformando, la cellulosa della carta, in acqua e anidride carbonica, quindi una trasformazione. Mentre l'interazione è un qualche cosa che non trasforma la molecola, ma semplicemente le avvicina o le respinge, eccetera. Se vi ricordate, da bambini facevamo i pezzettini di carta, poi strisciavamo la penna sul maglione di lana e vedevamo che quella carta si avvicinava, veniva attratta dalla penna di plastica con attrazioni elettrostatiche. Queste attrazioni elettrostatiche stanno alla base di quella che è l'interazione, per esempio, tra la coda fluorurata e lo sporco o le varie superfici, e dipendono da come la nuvola di elettroni di una molecola, dentro le molecole ci sono gli atomi e gli atomi sono fatti da elettroni che sono carichi negativamente e al centro ci sono i nuclei carichi positivamente, questa nuvola di elettroni può muoversi un po' come una nuvola sotto l'effetto del vento, solo che ci sono nuvole più deformabili, se vogliamo, e nuvole un pochettino più toste, tipo quelle di oggi, che sono meno deformabili, e questo causa un cambio di polarità delle molecole che possono poi attrarsi o meno in funzione di quanto siano vicine. Giusto per darvi un esempio, chi gioca a biliardo sa che lanciando una pallina di biliardo contro un'altra pallina di biliardo si urtano e si respingono dopo l'urto, ma se uno lanciasse una pallina di biliardo contro una palla grande da yoga che si utilizza in palestra, quella di yoga verrebbe, diciamo, a essere deformata e prima di restituirci per rimbalzo la pallina di biliardo c'è una certa interazione, rimangono attaccati per un po' di tempo. Quindi questo è un esempio di come le polarizzazioni delle molecole possano funzionare nelle interazioni. Deboli, ma con un punto interrogativo. Tante interazioni deboli sono importanti. Allora, queste proprietà di interazioni, o meglio di repulsione con l'acqua e con l'olio, hanno fatto sì che i composti perfluorati trovassero tante applicazioni nel mondo industriale, ma anche nel mondo di tutti i giorni, nell'abbigliamento impermeabile, e oggi sicuramente diciamo, ne troviamo potenziali applicazioni, nelle padelle antiaderenti o comunque nelle stoviglie antiaderenti, ma anche come nastro di giunzione e di impermeabilizzazione delle filettature delle tubazioni. In realtà non è che il nastro che è fatto in Teflon impermeabilizza il tubo o la filettatura, ma semplicemente è un tipo di plastica che riesce a essere sufficientemente comprimibile, per cui quando si avvita riesce non a saldare, ma a garantire una certa mi viene sigillazione, ma non mi viene, tenuta, grazie, sigillazione era bruttissimo, ma mi veniva così, tenuta, grazie, diciamo, della giunzione, eccetera. Quindi ci sono veramente tantissime applicazioni. Quella più vicina al rischio di ingestione è ovviamente quella della padella in cui cuciniamo i nostri cibi. Ma vedremo che la caratteristica di resistenza al calore fino a temperature di 300-350 gradi garantisce che non ci sia chissà quale rischio da decomposizione termica, ma vuoi o non vuoi c'è sempre una decomposizione meccanica, quindi i cosiddetti graffi, inevitabile, per quanta cura voi possiate
avere nella, come si chiama, nella cura di queste stoviglie, per cui alla fine c'è sempre il rischio di ingestione di particelle che contengono queste molecole. Qua non ho preparato niente di difficile, questi sono i metodi principali di sintesi e questi metodi vengono sviluppati via via a livello industriale proprio per garantire una scalabilità di processi. Scalabilità significa partire dalla sintesi di pochi grammi e arrivare a tonnellate, e anche il controllo, perché soprattutto quando si cerca di ottenere un determinato composto e se ne formano altri sottoprodotti, gli altri sottoprodotti sono degli scarti, e quindi là poi nasce il problema della produzione industriale, con una totale assenza di controllo della gestione di questi scarti. Controllo che deve passare dal vedere queste molecole, quindi mi riaggancio alla parola del titolo, molecole invisibili? Sicuramente sì, a occhio nudo, come qualsiasi molecola. Questa non è la fotografia di una molecola di un FAS, ma è la fotografia di una molecola che contiene dei legami e che è stata fotografata, se così si può dire, un'immagine presa utilizzando un microscopio a forza atomica, perché ovviamente si cerca sempre di vedere, la vista è, diciamo, spesso una delle prove meglio utilizzate, le molecole che altrimenti rimangono solo sulla carta, per cui con gli strumenti giusti queste molecole possono essere viste o, si dice in chimica analitica, rilevate, ovviamente fino a una certa soglia. Per cui vi faccio un esempio: se voi vedete il cosiddetto dust bunny, che in inglese sta per il coniglietto di polvere, quando c'è troppa polvere per terra uno si accorge visivamente che c'è la polvere, ma altrimenti se non c'è il coniglietto di polvere uno non se ne accorge se una superficie è o meno impolverata, fino al momento in cui non ci passa il dito o non passa la scopa. Quindi la rilevabilità della presenza di determinate sostanze dipende da quanta sostanza c'è che deve essere rilevata. Gli strumenti analitici oggi a disposizione permettono di scendere molto in basso come indice di rilevabilità. Il classico esempio, Sinner, è stato, diciamo, inquisito, o meglio giudicato dalla federazione sportiva per una quantità infinitesima di un residuo di una pomata che gli è stata utilizzata neanche da lui ma dal suo fisioterapista. Però gli strumenti sono talmente sensibili da aver rivelato quella piccola quantità. Ora, queste quantità sono dannose, queste molecole sono dannose? Vi invito a bere 50 litri di acqua in 2 ore e vi assicuro che bene non starete. Quindi non esiste l'aggettivo dannoso in termini assoluti, dobbiamo ragionare, soprattutto se abbiamo come riferimento la persona, in termini di quantità e anche di tempo, cioè quanto nel tempo riusciamo a smaltire una determinata sostanza. Per cui anche lo stesso concetto di purezza è un concetto fuorviante, perché se noi bevessimo acqua distillata, cioè acqua pura, creeremmo un problema di rottura delle cellule per processi di osmosi e roba di questo genere. Quindi attenzione che un concetto di purezza che spesso ci viene propinato in termini commerciali come qualcosa di buono, non è detto che sia poi attualmente in realtà qualcosa di, diciamo, di buono. Quindi bisogna stare attenti a questo concetto di dose, anche per molecole potenzialmente buone o potenzialmente pericolose, e anche di tempo di assunzione. Il problema delle sostanze perfluoralchiliche è che nel tempo si accumulano, per cui anche dosi innocue, molto basse ma innocue,
prese, diciamo, assunte una volta sola casualmente. Nel tempo, se questa casualità da fonti diverse si ripete, provocano un accumulo per cui si può arrivare a una dose più pericolosa rispetto a quelle singolarmente assunte. Questo è un problema che si è avuto con il mercurio nel pesce, perché il mercurio ha un tempo di stabilità molto diciamo elevato, per cui anche pesci piccoli che assumevano mercurio in zone più o meno inquinate, poi nella catena alimentare i pesci più grossi, i cosiddetti predatori, che via via si nutrivano di pesci più piccoli e inquinati, accumulavano questo carico, diciamo, di sostanze inquinanti. Quindi lo stesso problema che c'è sul mercurio oramai assodato e quant'altro di bioaccumulo c'è anche per le sostanze polifluoroalchiliche. Indistruttibili? Dipende dall'energia. Sono convinto che una sostanza perfluoroalchilica sul Sole non ci sia, giusto? Quindi diciamo sarebbe tutta scomposta nei suoi atomi. Questa energia di legame, che è la differenza che c'è tra la valle, il punto più stabile, e quella linea piatta orizzontale che corrisponde alle molecole o agli atomi che si allontanano a distanza infinita, quindi alla rottura dei legami, è l'energia che rende più o meno stabili determinati legami. Il legame carbonio con il fluoro è tra i legami più stabili, ancora di più rispetto al legame classico tra carbonio e idrogeno. Okay? Quindi immaginate di stare seduti sul divano davanti alla televisione col bel bicchiere di vino e quant'altro, e qualcuno vi dica alzati in piedi perché devi scalare l'Everest a piedi. Ma neanche se vi pagano miliardi fareste una cosa del genere, perché poi alla fine arrivate sull'Everest, vi prendete i miliardi e che dovete fare? Ritornate giù e vi sedete sul divano davanti alla televisione col bicchiere di vino. Allora tanto vale che vi risparmiate la fatica e già siete dove volete stare. Quindi le molecole non sono di per sé indistruttibili, è un problema di energia. Dove sono questi FAS? Un po' ovunque, come applicazioni per le loro, diciamo, proprietà, nel settore elettronico, energetico e quant'altro. Quindi il pericolo per la persona sta nel dove potrebbe essere una fonte, diciamo, di contaminazione, di assunzione, principalmente per via inalatoria o per ingestione. Questo è un esempio di uno studio scientifico che è stato fatto dove la T sta per trilioni, quindi migliaia di miliardi, la B sta per billion, quindi miliardi, e l'acido perfluorottanoico è stato trovato in una zona inquinata con 6 parti per trilioni, cioè 1 grammo ogni 1000 miliardi di grammi di acqua. Nel momento in cui si va ad analizzare la posidonia, in quella stessa zona, il livello diventa non 6 ppt o 60 ppt, quindi 10 volte, ma 67.000 ppt, quindi cresce di 10.000 volte rispetto all'acqua. Questo significa che la posidonia rappresenta un punto di accumulazione, perché l'acqua, correnti e non correnti, c'è una concentrazione più bassa e più diluita. La posidonia sarà stata esposta a concentrazioni simili a quella dell'acqua, cioè a 6 ppt, però tante volte nel tempo, e quindi questa l'ha assorbita e bioaccumulata. Se andiamo a prendere il riccio di mare, arriviamo a una concentrazione quasi doppia rispetto alla posidonia, però non 10.000 volte rispetto all'acqua. Quindi una matrice biologica, che sia vegetale che sia animale, assorbe di più della semplice soluzione. Anche all'interno del riccio ci sono diverse parti, le gonadi, l'intestino, il liquido delle cellule e anche le diverse zone che sono state campionate. Vedete un punto vicino alla costa di Porticello, una zona verso Mongerbino tipicamente esposta a correnti, quindi acqua più pulita, e una zona, il sito B, vicino a 2 ruscelli
dove c'era uno scarico fognario, quindi automaticamente più inquinato, diciamo, come zona. Quindi il sito A pulito, sito B più inquinato, e come vedete tutte questi dati con la lettera A hanno dei livelli molto bassi, diciamo, di composti fluorurati irrilevati. Quelli col sito B hanno dei livelli un pochettino più alti, con diversi livelli a seconda di liquido o intestino. Quindi questo era l'ultima. Questo, diciamo, nel messaggio, le analisi riescono a differenziare i siti e anche dentro gli organismi diverse situazioni, e sul come proteggerci, diciamo, la discussione sarà aperta anche dopo gli interventi dei colleghi, quindi lascio col punto interrogativo. Grazie Andrea. Ovviamente il titolo il sottotitolo di questo incontro doveva fare riferimento a qualcosa, diciamo, che non poteva essere spiegato nei dettagli, quindi ti ringrazio per averlo fatto, e direi che ci hai dato una diciamo, introduzione molto, molto interessante proprio sull'influenza della dimensione e sull'influenza della forma di queste molecole e della loro permeabilità all'interno dei tessuti, eccetera. Quindi insomma ti ringrazio davvero. Direi adesso passiamo a Marco Parolini, ecologo, che tu venivi dal Dipartimento Stebicef, che è un dipartimento dove la F sta per farmaceutica. L'ho detto che avete interessi anche farmaceutici. Sì, ogni volta si dice F non si pensa subito al fluoro, anzi generalmente non si pensa al fluoro. Va bene, Marco, a te la parola. Sto in piedi. Puoi parlare? No, se non mi dispiace sto in piedi, sono stato seduto troppo tempo oggi. Buonasera a tutti, nuovamente grazie per l'invito, è la seconda volta per me, vedo tante facce amiche che spero non mi fucilino dopo, quindi buonasera. Prima il professor Paci ha introdotto la sua presentazione dicendo: oggi farò il poliziotto cattivo. Io penso che di poliziotti buoni oggi non ce ne siano a questo tavolo, ma saremo tutti discretamente cattivi, perché oggettivamente la problematica di cui andiamo a discutere non è assolutamente trascurabile, quindi dobbiamo anche essere un pochettino brutali da un certo punto di vista. Il mio compito è quello di illustrarvi quelli che potrebbero essere gli effetti ecologici indotti dall'esposizione a composti per e polifluorurati che ha introdotto magnificamente il professor Paci. Quindi io volevo partire da una slide molto banale per richiamare alcuni punti chiave che sono fondamentali per poi andare a discutere di esposizione, accumulo ed effetti di queste molecole nei confronti degli organismi viventi. Tralascerò l'uomo per non entrare in un ginepraio da cui non sarei in grado di uscire fondamentalmente. Quindi quando si parla di PFAS si parla di tantissime molecole, a seconda delle definizioni se ne parla di diverse migliaia, alcune stime recenti parlano di più di 4.700 molecole, e questo vi fa sottolineare quanto sia complessa la problematica. È possibile misurarle tutte? Le conosciamo tutte? Sappiamo degli effetti di tutte? Ovviamente la risposta è no. Sono contaminanti eterni, forever chemicals, neanche fossero dei diamanti. Una volta si diceva il diamante è per sempre, questo è il motivo per cui ho regalato una batteria di pentole antiaderenti alla mia compagna al posto del diamante. Sono persistenti e bioaccumulabili. Persistenti, rimangono per lunghi periodi di tempo in ambiente e di conseguenza, come giustamente introdotto precedentemente, anche a basse concentrazioni possono interagire con gli organismi e accumularsi all'interno dei loro tessuti, aumentandone notevolmente quello che è il loro rischio e la potenziale pericolosità. Catena lunga, sostituti a catena corta. Questo è un aspetto che poi forse toccherà l'ultima relatrice, in quanto le molecole a catena lunga abbiamo detto essere estremamente efficienti, purtroppo estremamente persistenti e bioaccumulabili, e di conseguenza le normative cosa prevedono? Tagliamo loro la coda. Tagliare loro la coda significa sì ridurre la bioaccumulabilità e la persistenza, ma si riduce anche la potenziale pericolosità nei confronti degli organismi ai posteri. Vi farò vedere come oggettivamente la risposta non è così chiara attualmente.
Un crescente interesse. Siamo qua tutti per parlare di PFAS perché siamo preoccupati o interessati a questa problematica. In questa slide vi mostro il grafico del numero di pubblicazioni pubblicate dal 2015 al 2024 inerenti alla problematica dei PFAS in ambiente, utilizzando 4 parole chiave molto semplici: PFAS, effects, toxicity, ecosystem. Quindi PFAS, effetti, tossicità ed ecosistemi. Siamo fin troppo abituati a vedere questa impennata di dati su diversi argomenti, l'abbiamo visto durante il numero di casi in aumento del Covid, durante la pandemia, l'abbiamo visto sul numero di studi sulle microplastiche, sulle plastiche, lo stesso vale per il PFAS. Questo denota un grandissimo interesse dal punto di vista della comunità scientifica, che deve essere anche riflesso in un interesse dal punto di vista della società, perché oggettivamente se la comunità scientifica è interessata a studiare queste molecole vuol dire che un motivo ci sarà, e il motivo è legato al fatto che possono essere potenzialmente pericolose per l'ambiente e anche per la salute umana. Mi concentrerò sull'ambiente e adesso vi farò un lunghissimo elenco di tutti gli articoli pubblicati riguardanti l'accumulo e gli effetti dei PFAS. Staremo qua fino alle calende greche, per dirla proprio in maniera molto classica. Numerosissimi studi hanno ormai identificato, attraverso approcci di monitoraggio attivo-passivo, come la presenza di PFAS sia pervasiva, riprendendo un aggettivo del titolo, quindi è ubiquitaria, diffusa in qualsiasi ecosistema. I PFAS ovviamente li abbiamo trovati nei reflui urbani, ma questo è abbastanza scontato visto le loro origini. Le hanno trovate in vetta all'Everest. Questo è un po' meno scontato, nonostante, se pensassimo all'utilizzo, capi tecnici, idrorepellenti, il nesso è abbastanza logico. Aggiungiamo anche il fatto che queste molecole si possono muovere per lunghe distanze, veicolate dalle masse d'aria attraverso il ciclo idrologico, e di conseguenza possono raggiungere ecosistemi remoti. Possono essere quindi dei contaminanti di matrici abiotiche, acqua, suolo, sedimenti, possono essere accumulate molto bene all'interno di matrici biotiche. Io ho fatto degli esempi molto banali: pesci, molluschi, uccelli, invertebrati, anfibi, perché oggettivamente tantissimi studi hanno dimostrato la presenza di queste molecole in qualsiasi organismo, con un arricchimento, come è giustamente stato introdotto precedentemente, lungo la catena trofica. Prima è stato fatto vedere un accumulo, quindi un arricchimento dall'acqua a una pianta come la Posidonia oceanica, a un riccio di mare, un consumatore primario. Se noi fossimo andati a valutare l'accumulo di un'orata o di un qualsiasi altro pesce in grado di cibarsi del riccio, le concentrazioni sarebbero state ancora più elevate. Questo denota il fatto che noi, esseri umani che siamo all'apice della catena alimentare, potremmo subire un rischio molto più elevato rispetto a quello di un riccio di mare. Questo per quanto riguarda il monitoraggio della contaminazione, ossia andare a cercare quali sono i livelli di queste molecole all'interno dell'ambiente. Perché è importante? Perché conoscere i livelli di esposizione è fondamentale per capire gli eventuali effetti indotti da queste molecole. Studi di laboratorio e studi di campo effettuati mediante approcci in vitro, quindi utilizzando cellule, colture cellulari, organoidi che simulano il corpo umano, così come approcci in vivo, esponendo l'organismo intero a diverse tipologie di questi PFAS, hanno dimostrato come siano in grado di determinare una vastissima gamma di effetti a tutti i livelli di organizzazione biologica. Giusto per scioccare un po' la vostra vista, ecco, questa è una sintesi di quelli che sono tutti o alcuni, la maggior parte dei potenziali effetti avversi osservati in organismi acquatici e terrestri dopo l'esposizione a diversi PFAS. Interazione con le membrane cellulari, assorbimento da parte dell'organismo. Cosa può succedere? Si spazia da effetti a livello cellulare, genotossicità, insorgenza di stress ossidativo, che è quello che ci fa invecchiare, come si vede, in maniera molto celere, tossicità riproduttiva, distruzione endocrina, immunotossicità, disordini metabolici. Quindi qualsiasi effetto voi vogliate andare a indagare, fondamentalmente è stato riscontrato. Questo è stato riscontrato negli organismi acquatici e terrestri, come dicevo, e purtroppo molti di questi effetti sono già stati osservati anche sull'essere umano, ma ho detto che non ne avrei parlato. Qual è la situazione? Vi
devo fare un po' di terrorismo, lo so. Questa è una mappa a cui potete accedere liberamente da internet, ed tratta da quello che è uno studio molto ampio condotto a livello europeo, riportato in quello che è il database Forever Pollution Project. Questa è la mappa di rilevazione di PFAS, sommatoria di diverse molecole, nelle acque a livello europeo. Il diverso colore dei vostri pallini indica i diversi livelli di contaminazione espressi in nanogrammi su litro. È una bella immagine natalizia, con tante palline colorate più o meno intense. Ho posto l'attenzione su 3 zone, una per dovere campanilistico, che sono quelle del nord Italia, e una nei Paesi Bassi, in Belgio, dove il colore tende pericolosamente a quello che è l'amaranto, il granata, ossia le concentrazioni sono estremamente elevate. Per quale motivo in quelle zone le concentrazioni sono così elevate? Perché sono in corrispondenza degli impianti fluorochimici che producono o utilizzano queste molecole. Di conseguenza queste zone, queste aree, sono estremamente utili per noi ecotossicologi per studiare la presenza, il destino, la diffusione e gli effetti di questi contaminanti nei confronti dell'ambiente. Per quale motivo? Sono degli hotspot di contaminazione, concentrazioni molto elevate, molto localizzate, presentano spesso e volentieri miscele complesse, perché non è detto che si usi una sola molecola, spesso si usano miscele anche nell'ottica di sostituzione di vecchie molecole. Alte concentrazioni, alta probabilità di valutare gli effetti negativi, e di conseguenza si potrebbe pensare di lavorare in una situazione reale piuttosto che simulare quello che potrebbe succedere in ambiente in condizioni controllate di laboratorio. Vi faccio vedere solo 2 esempi di studi condotti nei dintorni di impianti fluorochimici per farvi capire quanto l'esposizione a queste molecole possa essere effettivamente pericolosa. Il primo è uno studio tratto dalla letteratura scientifica, condotto sostanzialmente nei dintorni dell'impianto fluorochimico in Belgio, vicino ad Anversa. Hanno utilizzato come organismo un bivalve d'acqua dolce, un piccolo mollusco, come se fosse una vongola per intenderci, e l'hanno utilizzata in quanto organismo filtratore molto ben diffuso, come sentinella della contaminazione e come organismo in grado di mettere in evidenza degli effetti negativi della contaminazione stessa. La fabbrica è ubicata nei dintorni del punto di campionamento 4, giustamente per fare un campionamento rigoroso hanno deciso di raccogliere individui prima della potenziale sorgente di contaminazione e dopo la sorgente di contaminazione. Quello che hanno visto è un generale arricchimento dei contaminanti nei dintorni di quella che è l'azienda, come era lecito attendersi, e un aumento di quella che è la tossicità indotta da queste molecole negli organismi raccolti a valle dell'azienda stessa, a conferma del fatto che l'azienda rilasciasse queste molecole e gli organismi accumulandole potessero manifestare effetti negativi. Non mi soffermo sulla descrizione degli effetti negativi perché sono fin troppo boriosi, faccio solo vedere queste 2 relazioni, ossia una relazione significativa e positiva tra la sommatoria dei PFAS misurata nei molluschi bivalvi e questo indicatore di danno ossidativo, che è la malondialdeide. All'aumentare della concentrazione di PFAS aumenta lo stress ossidativo, il danno ossidativo, e di conseguenza potete capire anche voi quanto possa essere negativo per l'organismo. Il secondo grafico mostra invece una relazione negativa per quel che riguarda l'indice di condizione, ossia quanto sta bene il vostro organismo. Tanto è maggiore l'indice di condizione, tanto sta meglio. L'indice di condizione diminuisce significativamente all'aumentare della concentrazione dei PFAS. Questi dati suggeriscono come questo organismo sentinella, esposto alla concentrazione di diversi PFAS, possa subire degli effetti sullo stato di salute individuale. Ma cosa succede quando un organismo sta male? Idealmente può star male lui, possono star male i suoi simili, possono verificarsi alterazioni anche a livello di popolazione. Se ci sono alterazioni a livello di popolazione, anche la comunità, ossia l'insieme delle popolazioni, può risentirne e di conseguenza è un segnale di una generale malessere dell'ecosistema. Salutiamo il Belgio e avviciniamoci a casa nostra, più mia che vostra oggettivamente.
Voi sapete che in Italia abbiamo 2 hotspot di contaminazione da PFAS, di una non parlerò perché fa riferimento al suo domicilio, io parlerò invece della seconda realtà, quella presente nella parte orientale del Piemonte. Nell'Alessandrino c'è questa azienda che produce PFAS da tempi abbastanza immemori e sostanzialmente può rilascia in ambiente queste molecole attraverso 2 sorgenti, la prima attraverso i camini, la seconda attraverso uno scarico. La cosa preoccupante è che questo scarico immette direttamente in un corpo idrico superficiale che è il fiume Bormida. I livelli sono veramente preoccupanti. Per la produzione. Sì. No. Infatti il problema della contaminazione è il trasferimento dalle acque al suolo. Tra l'altro il Bormida, quando esonda, è un grosso problema per la nostra ricerca perché ci ha raso al suolo tutte le cassette nido che avevamo posizionato. Perché quello che volevo farvi vedere sono i risultati di un esperimento che oramai stiamo conducendo da 5 anni, in cui vogliamo valutare l'accumulo e gli effetti della contaminazione da PFAS nei dintorni dell'impianto fluorochimico utilizzando gli uccelli come sentinelle di inquinamento. Tutti quanti voi ricordate quando i nostri genitori ci mandavano in miniera con il canarino, gli uccelli sono effettivamente delle ottime sentinelle precoci di qualcosa che può succedere anche all'uomo. Noi abbiamo effettuato un lavoro tipo Tecnocasa, abbiamo tappezzato tanti alberi intorno alla fabbrica e in una zona di controllo di queste cassette nido per far sì che diverse coppie di uccelli, prevalentemente storni, li colonizzassero e fungessero da mezzo per andare a monitorare la contaminazione a PFAS e i suoi effetti. E diciamo che i ranger ogni tanto non erano contentissimi. Però abbiamo l'autorizzazione perché era un progetto finanziato dall'azienda sanitaria locale e di conseguenza, volenti o nolenti, hanno dovuto accettarci. Poi, di fianco allo scarico, ogni tanto le cassette nido sono scomparse, abbiamo dato la colpa alla Bormida, abbiamo dato la colpa ai ranger, non sapremo mai. Le abbiamo riposizionate l'anno dopo e nessun problema. Rapidissimamente, cosa abbiamo fatto? Abbiamo aspettato che gli storni colonizzassero le cassette nido, deponessero le uova, abbiamo rubato il primo uovo deposto ad ogni coppia. Questo l'abbiamo fatto perché le uova sono delle ottime matrici di accumulo dei contaminanti, soprattutto quelli lipofilici. I PFAS sono un po' mixed, però si accumulano bene. Di conseguenza, grazie alle analisi condotte dai colleghi del Centro Nazionale delle Ricerche di Brugherio, abbiamo misurato 20 PFAS presenti all'interno delle uova di questi storni, raccolti nei dintorni della fabbrica e nell'area rurale a più di 30 km dalla fabbrica stessa che abbiamo identificato come sito di controllo. Questa è la sommatoria dei 20 PFAS, valore medio confronto alle 2 aree. Come si può notare, le concentrazioni sono fino a 5-6 volte superiori nella zona intorno alla fabbrica rispetto all'area di controllo. Il grafico a destra è un pochettino più complicato da spiegare, ma lo riassumiamo molto facilmente. Non solo le concentrazioni differiscono tra le 2 aree, ma anche l'impronta di contaminazione. Cosa vuol dire? I PFAS, le molecole identificate nei dintorni della fabbrica, sono completamente diverse rispetto a quelle identificate nell'area rurale. Banalmente, prima è stato introdotto il PFOA, un'altra delle 2 molecole PFAS messe al bando dal punto di vista normativo è il PFOS. Intorno alla fabbrica il PFOS non è mai stato trovato, è stato trovato a concentrazioni molto basse perché non utilizzato. Nell'area rurale abbiamo trovato il PFOS. Perché? Perché l'area rurale è posizionata a Valenza Po, che è il regno degli orefici, e utilizzano queste molecole per le lavorazioni. Quindi probabilmente questo è il motivo delle 2 differenze di contaminazione. Questi livelli sono in grado di determinare degli effetti negativi nei confronti degli uccelli. Cosa abbiamo fatto? Solitamente una coppia di storni depone 4 uova, il primo gliel'abbiamo rubato, gli altri 3 non sono a rischio conservazionistico, gli altri 3 li abbiamo fatti schiudere.
Abbiamo fatto nascere i pulcini, li abbiamo fatti crescere fino a 8-10 giorni, abbiamo fatto loro un piccolo prelievo di sangue al 8º-10° giorno per andare a misurare alcuni marcatori, indicatori potenzialmente di tossicità e di effetti negativi. Questi sono i risultati, prendeteli con le pinze, ve li descrivo in maniera molto semplice. I box plot rossi indicano i risultati per diversi endpoint legati allo stress ossidativo nei pulcini nati e cresciuti nei dintorni della fabbrica, quelli verdi, pulcini nati e cresciuti nell'area rurale. Quello che si può notare è che coerentemente tra vari anni, e questo è sorprendente, infatti anche Sara Valsecchi, io mi aspettavo che fosse un caso il primo anno, invece sono tutti coerenti, tutti i pulcini nati nei dintorni della fabbrica hanno una alterazione dello stato ossidativo molto più elevata rispetto ai conspecifici nati nell'area rurale. Quindi stanno subendo una situazione di stress ossidativo, che è stata confermata anche dal fatto che, ricordate il parametro di prima MDA, per ossidazione lipidica, l'alterazione dello stato ossidativo si traduce in un danno ossidativo e quindi in un malfunzionamento anche a livello cellulare dei nostri organismi. L'ultimo grafico invece è una cosa un pochettino più particolare, ossia siamo andati a valutare se l'esposizione a queste molecole determinasse un accorciamento dei telomeri. I telomeri in alcuni casi, in contesto chimico per i PFAS sono delle molecole particolari, nel caso della biologia sono delle piccole terminazioni, unità ripetute della stessa sequenza che sono alla fine dei cromosomi e servono per proteggere i cromosomi e ridurre quella che sostanzialmente è l'invecchiamento cellulare. Perché i telomeri sono importanti? Perché sono relazionati alla sopravvivenza, quindi alla longevità, all'invecchiamento. Chi ha i telomeri lunghi sostanzialmente invecchia di meno, perché l'accorciamento è più rallentato. Lo stress ossidativo, che abbiamo dedotto dagli endpoint precedenti, è una delle principali cause di accorciamento dei telomeri. Cosa abbiamo visto nei nostri pulcini? I pulcini nati e cresciuti nei dintorni della fabbrica avevano telomeri significativamente più corti rispetto ai conspecifici dell'area rurale. Questo cosa potrebbe voler dire? Ovviamente tutto da verificare, che questi pulcini potrebbero sopravvivere di meno, invecchiare più precocemente e subire effetti maggiori rispetto a quelli dell'area rurale. Questo in conclusione ci può far capire come l'esposizione a PFAS nei dintorni di un impianto fluorochimico potrebbe rappresentare veramente un problema per gli organismi che popolano i dintorni. Concludo dicendo come abbiamo visto dalle due presentazioni attuali, la problematica dei PFAS è veramente pressante, attuale, potenzialmente molto pericolosa e servono diverse competenze per studiarla. Abbiamo visto come nel nostro caso abbiamo misurato solo 20 PFAS. Sono quelli più pericolosi? Siamo in grado di misurarne tanti altri? Sì, ma bisogna lavorarci. Quindi un altro passo avanti è misurare altri PFAS e soprattutto stimarne la pericolosità, perché per il momento sappiamo degli effetti tossici solamente di poche molecole e molte di queste informazioni derivano esclusivamente da condizioni controllate di laboratorio che simulano quello che avviene nella realtà. È quindi importantissimo dal punto di vista ecologico e anche normativo, come vedremo poi dopo, implementare i piani di monitoraggio a lungo termine, cercando di trovare indicatori sempre più sensibili che possano anche darci dei risultati che servono per la protezione della salute pubblica, indagare la tossicità di più composti possibili, ma concentrandosi non solo sul composto parentale, quello che esce dalla fabbrica, ma anche su quello che succede dopo l'uscita dalla fabbrica, i sottoprodotti di degradazione, i metaboliti, le miscele di contaminanti. Anch'io chiudo con una domanda: cosa possiamo fare? Secondo me la prima cosa che possiamo fare ce la dirà la prossima oratrice, perché dal punto di vista normativo, legislativo e politico qualcosa bisogna fare e bisogna partire da questi dati, non solo i miei ovviamente, da tutto quello che c'è in letteratura scientifica, per cercare di guidare un pochettino quella che è la scelta riguardo a queste molecole. Vi ringrazio per l'attenzione e mi scuso se mi sono dilungato. Grazie Marco. Insomma, ci hai confermato
che intanto è un lavoro che è in corso, che ancora le idee chiarissime non si hanno, ma sicuramente alcuni elementi preoccupanti già ci sono e faremmo bene a tenerne conto. E poi ci hai dato questo panorama così della incidenza dei luoghi di produzione di questi composti come luoghi veramente ricchi, troppo ricchi di queste sostanze, e per i quali occorrerebbe forse una normativa speciale per tenere sotto controllo queste situazioni. Di tutto questo e di altro ancora ci parla invece la professoressa. Grazie. Innanzitutto permettetemi di ringraziare Giuseppe Silvestri per il cortese invito e l'Istituto Gramsci, che non conoscevo, non ci sono mai stata qui, e per tutti voi che siete venuti, e anche devo ringraziare appunto i relatori per quello che hanno detto prima, perché agevolano moltissimo quello che io andrò a dire, con una precisazione importante. Si è parlato di scienza. I giuristi sono convinti che parlano di scienze giuridiche, che il diritto sia una scienza. Io non sono convinta che sia una scienza. Il diritto, secondo me, è una materia umanistica, nel senso che si interroga su altre cose, ha delle metodologie diverse, il che non vuol dire che non sia rigorosa o non debba essere rigorosa. Quindi, fatta questa premessa, visto che mi avete anche lanciato tutta una serie di rimandi, il mio intervento avrà inevitabilmente un taglio diverso, anche se stiamo parlando delle medesime cose, che naturalmente richiedono, come vedrete, un apporto significativo e un dialogo continuo con gli scienziati, perché quando il legislatore, quando l'amministratore che deve rilasciare un'autorizzazione integrata ambientale deve trattare di queste cose, di questi composti, di queste produzioni, è inevitabile che si debba appoggiare agli ultimi esiti della scienza e delle scienze in generale. Benissimo, il mio titolo, appunto, La battaglia legale contro i PFAS. Vi chiederei gentilmente di soffermarvi un attimo sui termini di questa questione, perché sono importanti dal punto di vista del giurista. Perché è una battaglia nel senso che sostanzialmente vede tanti fronti aperti. Cioè, già da questo tavolo abbiamo visto come si è aperto un fronte della chimica. La chimica dagli anni 50, grosso modo, è diventata, diciamo così, fortemente orientata allo studio della chimica del fluoro, no? È una parte molto significativa, molto importante tra l'altro, e non è l'unica, e la chimica soprattutto al suo interno ha anche tutta una serie di, come dire, studiosi che si stanno impegnando per quanto riguarda la stessa definizione di PFAS, come giustamente Andrea Pace ha chiarito. Cioè, quando noi parliamo di PFAS stiamo parlando in maniera anche indebita di un gruppo di sostanze che sono profondamente diverse tra di loro. Abbiamo parlato di corti, ultracorti, lunghi, i legacy, quelli più antichi, più studiati come il PFOA e il PFOS, ma ci sono tantissimi PFAS. Tra l'altro ci sono dei fluoropolimeri che ancora non si sa se possono essere dichiarati tali, perché ci sono tutta una serie di conflitti tra gli stessi scienziati. Quindi è già da questo punto di vista è una battaglia che vede fronti diversi, fronti scientifici. Pensate ai tossicologi anche diciamo così, oltre alla loro tradizionale come dire, al loro tradizionale contrasto con gli epidemiologi, hanno degli approcci diversi nella stessa valutazione della tossicità di alcune sostanze, di quelli che sono i parametri, ma anche è una battaglia sociale, e veniamo nel mio campo, sociale e politica, perché come vedremo, come cercherò di illustrarvi, stiamo andando tutti, tra virgolette, da soli, nel senso che negli stessi Stati Uniti abbiamo degli stati che hanno deciso, per prodotti, per produzione, per tutta una serie con tempistiche diverse, con modalità diverse. In Europa, nonostante ci siano, come vedremo, tutta una serie di normative che stanno entrando a regime o che sono appena entrate o che arriveranno, abbiamo degli stati nazionali che hanno scelto strade diverse, ed è una battaglia anche che, come velocemente vi racconterò rispetto a quello che è successo in Veneto, è una battaglia fra le stesse istituzioni e la società civile, nonché con il mondo industriale. Quindi i fronti sono, giusto per complicare il quadro, molti. E qui si colloca l'aggettivo legale.
perché, come si diceva prima, come si è intraveduto sostanzialmente dalle relazioni che mi hanno preceduto, spesso e volentieri ci si nasconde davanti o dietro un limite legale. Questo limite è la soglia attraverso il quale non c'è pericolo, questo limite è la soglia sotto il quale tutto è tranquillo. Bene, io credo che, non sono una scienziata, ma diciamo purtroppo e per fortuna ne frequento tanti ultimamente, e nessuno possa ragionare scientificamente, onestamente, dal punto di vista appunto scientifico, dicendo con assoluta certezza che il limite è veramente un qualcosa di, come dire, scolpito nella pietra. E poi c'è il problema dei PFAS, vi ripeto, che è vero quello che si diceva prima, sono 4.700 ufficiali, ma ad esempio per quanto riguarda il REACH, ne parleremo, che è l'ente europeo che si occupa della registrazione e delle valutazioni di queste sostanze chimiche, ne ha analizzati più di 350.000, o meglio, ne conosce 350.000, però per più di 300.000 sostanzialmente non è in grado di dire in che termini queste sostanze possono o non possono essere qualificate. E poi c'è il problema, come vi dicevo, della legislazione e dello stato dell'arte, con un'avvertenza che purtroppo si sta, come spesso avviene in certe situazioni, e lo accennavano prima, anche Andrea lo ha detto, bisogna stare molto attenti, bisogna evitare di tornare a quel metodo antico, no, della disputatio medievale, in cui sostanzialmente noi abbiamo una questione, abbiamo uno che, diciamo così, sostiene una tesi e l'altro che sostiene un'altra tesi, si fa una pesatura sostanzialmente delle basi scientifiche e poi si decide. Bene, questo metodo io credo che per i PFAS, proprio per l'eterogeneità di queste sostanze che hanno mobilità, tossicità, capacità di bioaccumulo, eccetera, 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 non sia un buon modo, diciamo così, di operare. È necessario molta onestà intellettuale ed è necessario sostanzialmente ragionare, dal mio punto di vista, anticipando i problemi, non correndogli dietro, perché come è stato detto, giustamente Marco Parolino l'ha sottolineato, quante sostanze troviamo, quante sostanze troveremo, boh. Quindi l'importanza appunto, normative. Questo è un altro aspetto. Purtroppo quando noi parliamo di sostanze PFAS, al di là appunto, fatta la tara di quello che vi dicevo dell'estrema eterogeneità di queste sostanze, abbiamo 4 fonti normative di fatto che non si come dire, integrano perfettamente, ma spesso e volentieri sono tra di loro in contrasto. Oltre a questo, quindi a un problema di legame fra queste norme, abbiamo anche un problema che spesso queste norme trattano comparti specifici. Prima accennavo al REACH. Il REACH parla di sostanze legate cioè alla valutazione della possibilità di mettere composti chimici all'interno del mercato facendo certi tipi di valutazioni, ma abbiamo anche norme ad esempio che si occupano tipo che non hanno un valore vincolante, però pensiamo ai pareri dell'EFSA che ragionano in termini sostanzialmente di pericolosità per quanto riguarda i corpi umani e le persone, per cui ciascun frammento di norme spesso e volentieri parla di un singolo problema, quindi non abbiamo una visione omogenea, oltre al fatto che, come vi dicevo, sono 4 livelli diversi. Allora, se parliamo di diritto internazionale, vado via velocissima perché sennò ovviamente potrei stare qua dei giorni e non è il caso. Le 4 più importanti, e ricordatevi sempre che queste regolamentazioni vengono recepite a livello europeo e a livello nazionale con tutti i ritardi che purtroppo spesso avvengono nel nostro paese, però si occupano di 4 aspetti correlati ma che sono estremamente diversi. Abbiamo il protocollo di Montreal che probabilmente, come molti di voi sanno, tratta di quelle che sono le sostanze gassose, chiamiamole così, perdonate la tecnicità, climalteranti, e devo dire che il protocollo di Montreal dal punto di vista di reazione rispetto a quelle che sono le restrizioni per quanto riguarda i gas climalteranti è già intervenuto ed è anche stato recepito a livello europeo per quelli che vengono chiamati gli F-gasses, che non sono altro che gas fluorurati che noi utilizziamo ad esempio per i condizionatori o anche come refrigeranti nel frigo, no? Nei
frighi. Poi abbiamo la Convenzione di Rotterdam, la cosiddetta PIC, perché ovviamente laddove ci siano delle criticità e di pericolosità, poi ci torno su questo aspetto, è richiesto che nell'importazione da uno Stato all'altro vengano forniti tutta una serie di specifiche su questi composti, su queste sostanze, atte a evitare che il trasporto, lo spostamento di queste sostanze o l'importazione di queste sostanze possa determinare diciamo così, dei pericoli, ma soprattutto sia possibile per gli stati che li ricevono evidentemente approntare le misure o anche, se dal caso, rifiutarle in maniera ragionevole. Poi c'è la Convenzione di Stoccolma, questo è veramente il clou, perché? Perché si occupa dei POPs, ovvero sia dei contaminanti organici persistenti, delle sostanze persistenti, e anche qui, come vedremo, ci sono degli elenchi, sia per quanto riguarda le altre convenzioni, ma i numeri sono ridicoli rispetto ai 4.700 di cui parlava Marco, ma anche evidentemente a tutto quello che può essere il pane, il protocollo di verifica di sostanze che abbiamo, adesso ne abbiamo 30 dall'ultimo decreto legislativo italiano che andiamo a ricercare nell'acqua potabile. Per cui chiaramente potete ben capire che c'è un ritardo, diremo così, ontologico, no? nel regolamentare queste norme, nel stare dietro a quello che l'industria produce e la scienza rinviene, il discorso che faceva appunto Andrea sul cosa vediamo. Lo dobbiamo vedere, uno, perché ne abbiamo gli strumenti e non tutte le strutture li hanno, due, le vediamo perché abbiamo magari la possibilità di le cosiddette sostanze targetate, no? Cioè quelle che noi deteniamo gli standard analitici o quant'altro e quindi le possiamo ravvisare, oppure quelle di cui ci vengono fornite tutta una serie. Per il TFA si diceva prima, ad esempio, che è, diciamo così, l'ultra short per eccellenza, che va tanto di moda adesso, si sta elaborando in questi giorni, diremo nell'ultimo periodo, un metodo analitico perché per vederlo ci deve essere un metodo, ma questo ovviamente compete al lato scientifico del tavolo, che ci permetta di fare. E questo è importante perché finché non c'è il metodo, il legislatore non può fare niente. E questo è un paradosso, se ci pensate bene, ed è uno scarico di responsabilità delle nostre autorità nei confronti della scienza, perché spesso e volentieri i nostri amministratori, salvo alcune lodevoli eccezioni, o il legislatore si nasconde, ma non ci hanno dato i limiti, non ci sono i limiti. E poi la Convenzione di Basilea, che sostanzialmente dal nostro punto di vista conta un pochino meno, anche se è importante perché si entra nel ramo dei rifiuti, è tutto un altro discorso, ma ci torneremo. Allora, vi dicevo, la definizione di PFAS, la prima che è stata fatta la fece Bach nel 2011, paradossalmente Bach era uno che lavorava per una delle maggiori aziende produttrici, no? E naturalmente chi meglio di chi le produce le può conoscere, tanto che spesso e volentieri si sta cercando di far sì che le imprese produttrici forniscano 1. Metodi analitici, 2. Tipologia di sostanze, 3. Metodologie di produzione, perché se è vero come è vero che c'è l'elettrofluorurazione, la polimerizzazione, eccetera, spesso e volentieri vengono coperti da confidential business information, da proprietà intellettuale e quant'altro, un sacco di informazioni che renderebbero molto più agevole il lavoro dei ricercatori e renderebbero più agevole anche mappare le situazioni di pericolo, le situazioni di contaminazione, ma questo sostanzialmente non viene fatto. L'OSD, potremmo dire, grazie a un allineamento favorevole dei pianeti, è riuscito a fare una definizione che è una definizione, chiariamo, che molti chimici contestano perché è una definizione che non è strutturale, però da un punto di vista di politica legislativa è utile perché ci permette di circoscrivere un problema per poterlo regolamentare. E ultimamente si è aperto un ulteriore dibattito, ritorniamo al discorso di prima delle battaglie, perché lo IUPAC in sostanza sta cercando di ridurre questa definizione per tutta una serie di ragioni ed è stata molto contestata da un gruppo di scienziati che appunto dicono attenzione a soffermarci sulle definizioni perché in questo modo, come al solito, si perde di vista il problema. Quali sono, dal punto di vista invece europeo, le indicazioni? Allora vi dico subito che si è partiti bene nel 2019, almeno dal punto di vista della sensibilità ambientale, e poi le cose stanno velocemente degradando verso una prospettiva di lasciamo perdere l'ambiente, lasciamo perdere la sensibilità ambientale, lasciamo perdere queste sostanze perché non sono funzionali a mantenere la competitività del mercato europeo.
Si partì con appunto il Green Deal del 2019 che germinò la cosiddetta Chemical Strategy for Sustainability, cioè la chimica che prestava attenzione a tutte quelle che potevano essere le pratiche di sostenibilità, eccetera. Tanto che nel 2023 5 stati hanno presentato al REACH, che è appunto questo ente, come vi dicevo, che provvede alla registrazione, alla valutazione, all'autorizzazione delle sostanze chimiche, per fare una sorta di restrizione graduale, non è una restrizione tutto e subito, dei PFAS come gruppo, salvaguardando, diciamo così, alcune, dando quindi delle esenzioni e delle deroghe per quegli usi considerati sostanzialmente non passibili di alternative praticabili o che possono essere tranquillamente sostituiti. Quindi diciamo così, una presa di consapevolezza del fatto che, questa è una mia opinione, ma insomma vedo che è condivisa da molti, abbiamo creato qualcosa che al momento non siamo in grado di gestire, e se dobbiamo dare il tempo agli scienziati, agli studiosi di capire tutti gli effetti, in questo momento dobbiamo fare un passo indietro, perché purtroppo la situazione, da quello che vediamo, dal poco, perché c'è una, come dire, una sottostima della situazione, è preoccupante. Non si capisce perché dobbiamo continuare ad aumentare il carico ambientale. Purtroppo, come vi dicevo, ci sono stati, qui li riporto, 3 passaggi che sono stati la dichiarazione di Antwerp, prima si parlavano di Anversa, paradossalmente è uno dei posti più inquinati da molto, da queste società produttrici di PFOA e PFOS Antwerp mi pare, sì. Questa dichiarazione di Antwerp, dove si sono trovati tutti i più grandi produttori e hanno detto la chimica del fluoro non può essere toccata perché ci sono delle applicazioni industriali che inevitabilmente eccetera, e noi dobbiamo rimanere, perché sennò rimanere attivi e rimanere in queste condizioni, perché, e ci dovete sovvenzionare naturalmente, perché noi sostanzialmente siamo il volano del progresso, seguito da un rapporto contestatissimo di Draghi, soprattutto per la parte legata ai PFAS, in cui lui dichiarava che i PFAS sono fondamentali per il progresso, dimenticando come ci siano tutta una serie di affermatissimi studiosi che dicono che per alcuni, non per tutti, non è il caso di generalizzare, sono già presenti alternative altrettanto valide. È chiaro che, pensiamo uno dei tipici esempi che si fanno, le scioline. Le scioline, ci sono stati tutta una serie di studi nei paesi del nord ovviamente, le scioline avevano un contenuto di PFAS particolarmente importante, nella sciolinatura si liberavano evidentemente e quindi venivano inalati dalle persone che ci lavoravano in maniera pericolosa e quant'altro, sono state sostituite, magari la performance non è la medesima, d'accordo, però qui dobbiamo bilanciare la salute delle persone con i 10 centesimi durante una gara di sci. Cioè io credo che se noi ragioniamo, e qui parlo da giurista, in termini di proporzionalità, ragionevolezza, non ci sia gara, ci vuole un po' di onestà intellettuale da questo punto di vista. E poi il Clean Industrial Deal, che è recentissimo, che appunto propone una visione industriale all'interno della quale sostanzialmente l'industria si fa carico, l'industria chimica, una delle principali, si fa carico di quelle che sono le aspettative della società, mettendo da parte tutta una serie, perché non vengono citate eccetera, di legittime preoccupazioni. Questo è un problema perché nella battaglia o comunque nel confronto, spesso e volentieri, come già accennavano i relatori che mi hanno preceduto, non si parla di, diciamo così, in maniera razionale, il che non vuol dire asettica. Nessuno riconosce, o spesso non si riconosce, il fatto che la scienza in questo momento, e anche per suo profilo e statuto, diciamo così, epistemologico, non può dare certezze. La scienza, proprio perché scienza, deve continuare a ricercare, deve continuare ad approfondire. Ogni certezza è un punto di arrivo, ma è anche un punto di partenza rispetto a tutta una serie di analisi, lo abbiamo sentito prima. E quindi questo rimpallo rispetto a quello che sono certezze, oppure il dire ma noi non abbiamo prove che sostanzialmente attestino la pericolosità, viene tradotto quindi la pericolosità non c'è.
Detto questo, che cosa sta facendo l'Unione Europea? Nonostante appunto queste pressioni politiche, anche perché appunto all'interno del REACH per quanto riguarda questa restrizione di cui vi parlavo e all'interno del Parlamento Europeo per quanto riguarda la revisione, appunto cercando di approfondire e di dare più obblighi alle imprese e agli stati di intervento, si sta muovendo su questi campi. Sulla tutela delle acque è uscito nel 2020 è uscita una direttiva sulle acque potabili che entrerà in vigore a gennaio. Noi abbiamo 30, siamo stati abbastanza bravi, ma questo è colpa di, prima parlava di l'IRSA, CNR, di tutti gli scienziati che si sono messi di traverso e che hanno istituito sostanzialmente un panel, come si chiama, un pannello di 30 contaminanti. Hanno inserito anche il TFA, anche se andrà a regime nel 2027, e quindi sulle acque potabili, anche perché la situazione nel Veneto dove io vivo era drammatica, quindi l'ha portato chiaramente all'attenzione. Adesso è tra ieri e oggi sono in trilogo per quanto riguarda le acque superficiali e le acque sotterranee, perché naturalmente è impensabile di difendere le acque potabili senza difendere le acque superficiali, con tutte le resistenze del caso e quant'altro. Ci sono delle direttive e dei regolamenti per quanto riguarda l'informazione, gli obblighi di reporting da parte delle imprese sulle emissioni e sui sistemi di produzione e la condivisione dei dati. Questo è un altro problema che sia gli scienziati sia ovviamente dal punto di vista della regolazione conta moltissimo, perché tutte quelle che voi vedete, che vi spiegheranno in qualsiasi riunione, in qualsiasi convegno scientifico trovate, il più delle volte sono legate alla, come dire, disponibilità barra all'ossessione che hanno alcuni scienziati, alcuni ricercatori. Cioè il nostro paese, il nostro Stato, il nostro governo è assolutamente assente dal punto di vista del problema del PFAS, nonostante abbia il problema del processo Miteni che si è concluso in primo grado, che ha attestato chiaramente la responsabilità di questi inquinatori, la contaminazione dal punto di vista del rinvenimento dei valori nel sangue dei lavoratori più grande che sia mai stata riscontrata nel mondo. Il nostro governo non siede ai tavoli politici. Il nostro governo ha ricevuto quintali di sollecitazioni, richieste di intervento e quant'altro e fa assolutamente poco. Addirittura Pichetto Frattini, il ministro dell'ambiente, del MASE, ma insomma noi ci capiamo, tecnicamente ha detto che in questo momento non è un problema. Quindi questo secondo me è scandaloso, perché io ho avuto occasione di parlare con ministri di altri paesi che hanno parimenti delle, diciamo così, delle pressioni, pensate alla Germania, a dei colossi o alla Francia, e nel nostro paese non c'è un piano d'azione. Non c'è effettivamente lo vedremo fra un attimo, non c'è neanche una prospettiva di studi. Tutti i soldi che ovviamente servono a far lavorare loro vengono da progetti europei e spesso e volentieri trovano anche numerose resistenze dal punto di vista delle autorità, non sempre, chiaro. Poi abbiamo un problema sulle emissioni e gli scarichi, nel senso che non abbiamo una normativa che preveda dei limiti agli scarichi. Le uniche due normative che abbiamo sono normative regionali, quindi la Regione Veneto e la Regione Piemonte, anche se appunto l'Unione Europea ha emanato una nuova direttiva sulle nuove emissioni industriali, e poi abbiamo naturalmente tutta una serie di interventi per quanto riguarda gli alimenti, i materiali a contatto con gli alimenti, la responsabilità penale, anche questa è una direttiva, la 1203, che entrerà in vigore più avanti, che ci dice attenzione perché il sistema è troppo labile, cioè le sanzioni di fatto mancano. In Italia che cosa abbiamo? Per quanto riguarda le drinking water, le acque potabili, come vi dicevo, la direttiva del 2020 è stata perfezionata con 2 decreti legislativi di cui vi dicevo le 30 sostanze che devono essere ricercate. Considerate che sono state introdotte quelle famose sostanze, prima Andrea diceva non fatevi ingannare se manca la F, no? E io subito naturalmente ho pensato all'ADV. L'ADV è una cosa molto strana, nel senso che è una miscela, poi non è una sola miscela, perché noi ne abbiamo conosciuti 6, no? Le ADV che sono nel pannello, giusto per farvi capire. Io i nomi li faccio perché io sono cattivissima, e viene prodotto solo dalla Solvay, che adesso si chiama Syensqo. Come voi sapete, spesso e volentieri anche la DuPont è diventata Chemours, fanno questi spin-off sostanzialmente.
loro dicono, per gestire meglio quella che è una ricerca specifica. Il più delle volte è stato dimostrato, non lo dico io, abbiamo esperienze negli Stati Uniti, in altri paesi, che è un modo per sostanzialmente, lo abbiamo inventato probabilmente noi con l'Alitalia, fare delle back company, dove scaricare un po' tutte le rogne, no? Benissimo, ecco, la DV è una miscela che tra l'altro, per tutta una serie di ragioni, non vi annoio, non è registrata al REACH, quindi anche questo comporta che noi non sappiamo. È stata rinvenuta, si diceva, non solo nelle uova famose di cui parlava ovviamente Marco prima, ma nel sangue dei lavoratori, è stata rinvenuta nei suoli, però di fatto non esiste, e questo è un problema. Okay? Poi, per quanto riguarda la normativa sulle acque superficiali, sulle acque sotterranee, come vedete, diciamo così, si devono arrangiare con quello che è. Vi volevo solo dire, prima di passare un secondo, poi dopo magari se ci sono domande posso essere più precisa, volevo solo farvi notare una cosa, che spesso e volentieri durante il processo Miteni, una delle diciamo, tecniche di difese della Mitsubishi e della Ichig, che è questo fondo lussemburghese fatto una sorta di scatole cinesi che erano chiamati a giudizio, hanno detto ma non c'erano limiti. 2, la normativa, soprattutto il decreto legislativo 31 del 2001, diceva solamente queste sostanze, e 3, l'altra cosa che dicevano è noi sostanzialmente facevamo quello che ci dicevano, non sapevamo. Allora, non è vero che non c'erano normative, perché come mi possono insegnare bene i chimici, la mia capo di dipartimento è una chimica, quindi immaginatevi come vivo io, prevede espressamente che tutte le sostanze che possono costituire un pericolo sostanzialmente non devono essere presenti all'interno dell'acqua potabile. Quindi già questo sono dei parametri aggiuntivi accessori che devono essere considerati. Seconda cosa, non sapevano. Bugia colossale, perché loro, almeno la Miteni, quindi Mitsubishi e Ichig, per i periodi di competenza, dal 1996 si incontravano insieme a DuPont, 3M, tutti i produttori, Daikin, Arkema, BASF, Bayern e compagnia danzante, me ne dimentico sempre uno, ma insomma non sono tantissimi, ad incontri periodici con i medici e gli scienziati chimici e tossicologi per fare il punto della situazione e cercare sostanzialmente il cosiddetto cover up, nascondere i documenti. Perché? Perché è chiaro che se gli scienziati o comunque i ricercatori conoscono la situazione sono in grado di intercettare in maniera più pronta. Ed è per quello che durante appunto la sentenza Miteni sono emerse tutte queste cose che hanno portato per l'appunto alla condanna. Detto questo, cosa si muove fuori dall'Italia? Ci sono action plan, noi non l'abbiamo. Vedete, ce ne sono tantissimi di esempi, ho fatto quelli più importanti. Ci sono delle restrizioni in Francia, in Minnesota, in Maine, eccetera, in Danimarca. In Danimarca noi ci lodiamo perché sostanzialmente l'Italia ha dato 5 milioni a IRSA, Enea, ISPRA e quant'altro. In Danimarca hanno dato 54 milioni solo per la formazione e altre attività. Adesso la Danimarca è molto più ricca di noi, però insomma magari ecco, dovremmo ridefinire le priorità di spesa e ogni accenno è voluto. Conclusioni, naturalmente smetterla di parlare di determinazione dei limiti, è uno schermo attraverso il quale si vuole nascondere la responsabilità politica, quindi favorire la consapevolezza a tutti i livelli, e questo è un esempio, e risorse destinate per conoscere, identificare e definire la contaminazione, risorse che non devono essere finanziate dalle industrie produttrici, questo è un altro aspetto che secondo me è molto rilevante, sia perché questo comporta una gestione più libera da parte di chi maneggia i dati, e 2 perché evidentemente l'università dovrebbe essere diciamo così più libera. Incrementare gli obblighi di disclosure, quindi di condividere i dati, ragionare in termini di essential use, ma dopo magari ci ritornano i chimici che sono sicuramente più addentro a questo termine, provvedere, e questo è un aspetto, noi non mappiamo i siti contaminati e quindi non sapendo dove sono non possiamo eliminare le fonti di esposizione, perché noi non siamo solo esposti a una miriade di prodotti, siamo esposti alle diverse matrici ambientali e siamo esposti ai siti produttivi. E poi noi abbiamo un principio di precauzione che è il terrore degli industriali, il terrore dei nostri politici che dicono che è un principio emotivo.
è una bugia, non è un principio emotivo, è un principio che ci dice quando non siamo in grado di intercettare gli effetti dobbiamo fermarci prima ed eventualmente attivarci. È un principio di azione, non un principio di inazione. Questo è fondamentale ed è un principio di ragionevolezza. Cioè, adesso non è che uno deve chiamare Bertrand Russell, cioè ci vuole logica, magari cominciando a monitorare i casi più critici, come si diceva, lo hanno detto già prima di me. E poi naturalmente dopo arriverà il diritto. Speriamo. Grazie. Grazie Claudia. Naturalmente oggi abbiamo parlato soltanto di PFAS o PFAS che dir si voglia, però e la volta scorsa abbiamo parlato di microplastiche. Naturalmente c'è una stretta interazione per cui microplastiche e PFAS interagiscono e sono ancora più pericolose perché le microplastiche assorbono i PFAS, li portano in giro e li fissano poi negli organismi viventi, in particolare con una tremenda capacità di penetrazione anche nella placenta, anche nel feto, anche cioè in tutte le parti dell'organismo che sono esposte a queste azioni. E naturalmente apro la discussione e chiedo, certo, ci mancherebbe altro, prego. Va bene, sono Maria Giannidi, Zero West Sicilia. Io voglio dire alcune questioni, cioè intanto dico sono assolutamente d'accordo con la questione dei limiti di legge per una serie di motivi. Uno, perché i limiti di legge, la storia dei limiti di legge per alcune sostanze lo dimostra. I limiti di legge sono variati nel tempo per alcune sostanze. Basti pensare alle diossine o anche allo stesso bisfenolo A. Due, perché oggi la scienza medica si pone il problema dell'azione dell'esposoma, vale a dire del cosiddetto effetto cocktail, vale a dire degli effetti di tutta una serie di sostanze contaminanti a cui la popolazione umana è esposta. Tant'è che si sta cercando di fare degli esperimenti, ci sono dei lavori, un progetto europeo in cui si valutano gli effetti su organoidi cerebrali di alcuni contaminanti che hanno l'azione di interferenza endocrina, dimostrando appunto gli effetti in termini sullo sviluppo, sul neurosviluppo di queste sostanze. Ciò premesso, io voglio dire due cose, non voglio addentrarmi sugli effetti sulla salute, però è necessario per quello che poi dirò. Vale a dire, i PFAS hanno azione cancerogena, possono avere azione cancerogena, ma quello dell'azione cancerogena è sempre un discorso complesso, ma sicuramente hanno un'azione di interferenza endocrina. Che significa interferente endocrino? Interferente endocrino è una sostanza che interferisce con la produzione, il trasporto, il metabolismo e l'eliminazione degli ormoni. Questo dell'interferenza endocrina è una delle cose notevolmente più insidiose. La scopritrice, quella che la studiosa che ha studiato gli interferenti endocrini, Theodora Colborn, in una lettera a Obama diceva: quando parliamo di effetti sulla salute dei contaminanti noi ci riferiamo alle sostanze cancerogene, ma ci sono delle sostanze abbastanza insidiose che sono appunto gli interferenti endocrini. La sua definizione di interferenza endocrina derivava dai suoi studi fatti sulla fauna dei grandi laghi che erano stati inquinati, anche dopo la cessazione dell'inquinamento aveva notato gravi effetti sulla fauna selvatica, pesci e quant'altro. Rispetto agli effetti di questi interferenti endocrini come i PFAS, io rimando, veramente vi prego di sentirla perché si ascolta bene, all'audizione del professore Carlo Foresta alla Commissione parlamentare d'inchiesta sugli effetti e sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti. È un'audizione che si può trovare facilmente in rete. Il professore Carlo Foresta, endocrinologo e andrologo, ha studiato proprio gli effetti sulla popolazione esposta dell'area rossa del Veneto, quindi l'area che sta compresa fra Verona, Padova e Vicenza.
con livelli di PFAS nel sangue variabili a secondo se si trattava di lavoratori o di popolazione. Mediamente nei lavoratori vi erano concentrazioni di 12.000 nanogrammi per millilitro, nella popolazione voglio dire, che viveva nell'aria contaminata si marciava intorno ai 400-500.000, se anche di più talvolta, nanogrammi per millilitro. Ma tutti abbiamo PFAS nel sangue e gli interferenti endocrini hanno una caratteristica che è quella di essere, diciamo, di lavorare contro l'organismo, contro la salute umana, anche per esposizioni a piccole dosi ma prolungate nel tempo. Questa è la caratteristica degli interferenti endocrini, per i quali il discorso del rapporto dose-effetto non regge più da un punto di vista tossicologico, perché sono attivi se l'esposizione è prolungata nel tempo per lungo periodo. Gli effetti dei PFAS, ripeto, potete benissimo ascoltare questa audizione che è importantissima. Gli effetti riguardano la fertilità maschile, ma anche la fertilità femminile, nella misura in cui è stata frequente in questa popolazione la poliabortività, le nascite pretermine. I PFAS sono stati ritrovati nell'ipotalamo e tenete presente che l'ipotalamo è un po' la centralina del nostro cervello che regola la produzione di ormoni, asse ipotalamo, ipofisi surrene, asse ipotalamo, ipofisi tiroide, asse ipotalamo, ipofisi gonade. Ora, tutto questo è necessario per capire un'altra questione. Il PFAS è il principio di precauzione. Dico, qui in Sicilia si valuta l'installazione di 2 inceneritori per affrontare la questione dei rifiuti. Allora, i PFAS sono stati trovati, è certa la loro presenza nel percolato di discarica. I PFAS sono nei fanghi di depurazione, noi ovviamente in Sicilia non mi pare che abbiamo dati, e a questo punto i PFAS da Zero Waste Europa, da analisi condotte da Zero Waste Europa, sono stati trovati nelle aree circostanti, gli inceneritori anche di ultima generazione. Ci siamo quindi Paesi Bassi, Francia, Slovacchia credo, e Spagna. Ora, a questo punto dico, se i PFAS sono veramente dappertutto e sono in tutti i nostri beni di consumo, lo saranno ovviamente anche nei nostri rifiuti. Quindi andiamo alle temperature, cioè gli inceneritori sono in grado di termodistruggere i PFAS. La letteratura dice praticamente no, le temperature di termodistruzione totale credo che siano superiori ai 1400 gradi, credo, se confermatemelo, le temperature di esercizio degli inceneritori non sono sicuramente di 1400 gradi, ma danno intorno fra gli 850 e 1100, quindi c'è il rischio che alcune molecole non vengano distrutte e vengano semmai anche rimesse nell'atmosfera sostanze prodotti dalla combustione incompleta, su dei quali non si sa niente. Ora, insomma, mettiamo rifiuti contaminati da PFAS, perché tutti i nostri beni di consumo sono, contengono PFAS, li mettiamo a bruciare e li rimettiamo nell'ambiente. E questo è il problema degli inceneritori. Dati in Italia ancora io non ne ho ritrovati, se non questi lavori di Zero Waste Europa, ma i fanghi di depurazione sono presenti nei fanghi di depurazione. Fra l'altro, è stata dimostrata la presenza di PFAS nelle ceneri prodotte dagli inceneritori, ceneri pesanti e ceneri leggere. Quindi pensiamo addirittura a chi vagheggia l'utilizzo di ceneri pesanti in edilizia. Quindi il problema è, cioè noi dobbiamo fermarci proprio per quanto riguarda una gestione dei rifiuti che rischia di provocare ulteriori danni ambientali e sanitari. Grazie, direi questo intervento ha confermato molte delle preoccupazioni che erano già state espresse. Su questo problema degli inceneratori qua in Sicilia non era stato trattato, certamente è un campanello d'allarme che va tenuto presente. Quando lei ha detto
di un prodotto pesante, derivato pesante dell'incenerimento immobilizzato all'interno di una struttura cementizia, tutto sommato mi sono detto, boh, insomma, alla fine, insomma, dico, secondo me come l'amianto, come diciamo poco fa con Andrea, cioè l'amianto sepolto nel cemento, se nessuno lo va a grattare, è sepolto lì. Quindi questa potrebbe essere un'ipotesi, ma per il resto io la ringrazio davvero, ha messo a fuoco certamente ulteriormente altri aspetti. Ci sono, prego. 20 anni fa non si parlava di PFAS, perché sta venendo fuori adesso. E in alcuni stati è stato proibito di fare il cemento, perché molti rifiuti venivano inceneriti nei cementifici. E queste sostanze andavano a finire nel cemento. Ma molti stati negli Stati Uniti hanno proibito la commercializzazione del cemento ottenuto dalla combustione, utilizzando come sorgente energetica la combustione dei rifiuti. Ecco, quindi non è tanto sicuro mettere questa cosa negli inceneritori. E comunque, per esempio, vorrei finire il discorso dell'inceneritore, anch'io sono di Zero Waste. Noi attenzioniamo il discorso dei rifiuti più che altro. A parte i limiti di temperatura, che gli studi sono pochi e controversi, le temperature, gli studi dicono, quei pochi che ci sono, che le temperature devono essere almeno di 1100 gradi, cosa che non solo, per almeno 2 secondi, e in assenza di altre sostanze nell'inceneritore che contribuiscono comunque a ritardare questa dissoluzione. Ma non esistono, anche nelle BAT, cioè nelle tecniche migliori per costruire questi inceneritori, nessuna indicazione su come distruggere e captare e misurare i PFAS che escono dal camino. Questo non esiste, perché gli studi si sono limitati ai famosi 30-50 PFAS, ma quello che succede in un inceneritore di rifiuti urbani, e non si sa che sostanze vengono fuori, e non è previsto nella costruzione degli inceneritori attualmente, neanche con le migliori tecniche di costruzione, che vengano rilevati e minimizzati comunque. Non esiste. E tanto più che questi rifiuti, come ha detto anche Maria, questi rifiuti sono fondamentalmente rifiuti pericolosi. Quelli che vengono messi negli inceneritori è stato detto che i fanghi di depurazione verranno utilizzati negli inceneritori che verranno costruiti in Sicilia. Cioè vengono bruciati quei rifiuti che hanno un contenuto più alto di PFAS già all'origine. Grazie. Claudio voleva dire una cosa, prima volevo far notare una... Sono rifiuti pericolosi, devono andare in inceneritori per rifiuti pericolosi, mentre quelli che stanno costruendo non sono inceneritori per rifiuti pericolosi, sono inceneritori per rifiuti urbani. Generici. E volevo soltanto far notare, a proposito di normative, che hai citato dei paesi europei con le loro normative, ma hai citato anche alcuni degli Stati Uniti. Hai citato il Minnesota, cioè all'interno degli Stati Uniti c'è una discrepanza fra la normativa di uno Stato e di un altro, addirittura con produzioni specifiche all'interno di uno Stato. Per esempio le pentole con il rivestimento interno con questo tipo di sostanze, le pentole vietate in California sono invece permesse nello Utah, e allora il californiano che vuole avere la pentola va nello Utah, si rifornisce di pentole e torna in California e si rimette in cucina. Volevo dire, questa discrepanza naturalmente è valida anche per altre situazioni e significa grande confusione e ovviamente una
peggioramento continuo della situazione. Claudia. Sì, volevo solo aggiungere una cosa rispetto ai cementi, no? Sì, è vero, tra l'altro adesso in alcune autorizzazioni per gli appalti pubblici o in generale per le opere di costruzione, soprattutto quelle grosse, il problema dei PFAS non è più legato alle ceneri che vengono utilizzate, ma agli acceleranti di presa. E so che adesso appunto ci sono dei protocolli in base ai quali, siccome esistono degli acceleranti per agevolare appunto la cementificazione, quindi la produzione di queste lavorazioni, sono previste appunto dei particolari come dire, protocolli che devono essere rispettati, quindi alcune marche non possono essere utilizzate e altre no, e questo effettivamente sta portando le grandi produttrici, faccio un nome fra tutte, la Mapei ad esempio, che prima utilizzava degli acceleranti di presa che erano pieni di PFAS, a convertirsi, quindi rappresenta anche uno stimolo di mercato verso delle sostanze che siano tra virgolette PFAS free, anche se questo sappiamo benissimo che è una baggianata, perché ovviamente si fa riferimento ad alcuni PFAS solo. Rispetto ai limiti, perché sono una giurista, non è che non servono, servono perché rappresentano una soglia, non sono scritti nella pietra, nel senso che ovviamente, giusto per precisare, servono. E poi c'è il problema del forum shopping, come si diceva, cioè se uno in California si sposta. La stessa vale per la produzione come si dice, proprio dei PFAS. Adesso la Miteni è stata smantellata, gli impianti sono stati mandati in India e c'è un impianto che produce PFAS ed è anche visivamente, ma adesso lo emergerà nei prossimi mesi, assolutamente identico, perché la Cina si sta svegliando e sta producendo una serie di norme per mappare ed evitare contaminazioni, ma l'India no, l'India ha deciso di essere, come dire, la sede del futuro. E ci sono altre richieste di intervento? Andrea, tu volevi aggiungere qualcosa forse? Io condivido il livello di preoccupazioni di chi è intervenuto da parte di Zero Waste, ma il problema è il controllo. Proprio nella slide più semplice dove avevo scritto sintesi, no? I 3 metodi di sintesi, però era un problema di scala e di controllo. Il tema principale è anche capire come controllare la tipologia di rifiuti in ingresso nei termovalorizzatori, come controllare, cosa controllare e come monitorare nel tempo anche le emissioni e quant'altro, perché sapendo quello che viene prodotto può essere, cioè è difficile poi tecnologicamente scalare un impianto di filtrazione di fumi o di assorbimento, perché comunque anche i carboni attivi riescono ad assorbire i FAS, ma se ci fossero solo i FAS, perfetto, ma siccome c'è FAS più tutto il resto, un eventuale filtro tipo quello delle nostre cappe da cucina che filtrano le particelle, l'aerosol di olio e quant'altro, si caricherebbero non solo di FAS ma anche di altra roba, quindi si esaurirebbe la loro capacità filtrante molto velocemente. Quindi è un problema di scala più che di soluzione che esiste o meno, perché anche a temperature più basse rispetto ai 1000 gradi questi FAS iniziano a rompersi, non si completamente mineralizzano, ma si iniziano a rompere e quindi poi diventano via via più attaccabili. Poco fa Claudia, giusto? Sì, faceva un'introduzione sul tema scienze giuridiche oppure materia umanistica. Là il tema è sempre quello dell'uomo, poi alla fine. Perché li dobbiamo utilizzare? Acceleranti della cementificazione. E perché abbiamo bisogno di accelerare? Per impiegare meno tempo? E perché non possiamo aspettare? Perché abbiamo bisogno di una padella antiaderente? Perché ci viene più facile pulirla e impieghiamo meno tempo? Ma perché non possiamo stare un pochettino più tempo a pulirla quella padella e lasciarla a mollo nell'acqua e limone per un po' più di tempo? Allora, un qualche cosa che io percepisco, nell'arco della mia generazione, no? Ho vissuto un
sono figlio di generazione 1919-1925, quindi ho ricevuto un'educazione dove, vero che si pranzava a casa, mio padre ritornava a casa dall'ufficio, quindi c'era il pranzo a casa. Oggi non lo so quanti pranzano a casa, e si è rotta, diciamo 2 mesi fa, una scodella Immoplen gialla, dura, dove ci ho mangiato non so quante insalate con l'aceto, Immoplen plastica, diciamo, ok? E che avrà avuto, io me la ricordo da bambino, quindi almeno 50 anni, ma sicuramente quando si è rotta, credetemi, mi è pianto il cuore, e sicuramente non era un piatto di plastica o altro, veniva lavato, eccetera, eccetera. E allora mi chiedo, il tempo, il valore del tempo nella vita di oggi, quanti problemi ci sta creando cercare di accelerare ogni singolo processo? Le email che consumano, no? Diciamo energia, no? Perfetto, ci hanno risolto tantissimi problemi, perché meno camioncini della posta che portavano la lettera. Ma quante email spam vengono prodotte? Intelligenza artificiale ci risolve tantissimi problemi, ma quanto consuma? Allora, la percezione che dicevo prima, noi siamo passati dall'età del ferro, l'età dell'oro, il petrolio, l'acqua, perché c'è stata la fase, diciamo, dopo le crisi, ora l'acqua dolce è diventata un bene più prezioso, l'economia della terra inteso terra da coltivare, i cinesi stanno comprando mezza Africa, se non se la sono già comprata tutta, e il passo successivo sarà esclusivamente l'economia del tempo. C'è un film di 5-6 anni fa, non mi ricordo, di questi leggeri, io non sono abituato a film particolarmente, dove gli orologi tipo smartwatch avevano un tempo che si scalava, che era il tempo finito il quale, diciamo, la persona praticamente moriva o veniva uccisa da chi gestiva questa banca del tempo. E la compravendita di oggetti, di beni anche necessari alla sopravvivenza veniva fatta scambiandosi il tempo con questi smartwatch. Dovremmo forse riflettere anche nell'ambito umanistico, che ci può aiutare a prescindere da quello che noi possiamo misurare, sull'effettiva necessità di tutta questa accelerazione e sui potenziali, diciamo, benefici o non benefici che si assumono dalla velocizzazione di un processo, guardando maggiormente a 360 gradi. Grazie Andrea, un ritorno allo stato di natura che, diciamo, va però gestita, anche questo va gestito, perché ma ci mancherebbe altro. Prego. Perché non vieni, Teresa? Avvicini. Questo problema del tempo è estremamente importante, ma diciamo che a livello della grande produzione è assolutamente impossibile contrastarlo. Oggi siamo di fronte a tutta una produzione che va dall'oggetto più piccolo all'oggetto più grande, tipo il frigorifero, i condizionatori, e metteteci quello che volete. C'è per tutti una obsolescenza programmata che noi abbiamo studiato 30-40 anni fa nei libri di design, prevalentemente veniva trattata questa materia, e non c'è scampo. Io ricordo che quando io ero bambina avevamo un frigorifero tedesco che è durato 30 anni, così come anche le lavatrici. Adesso, dopo 4-5 anni, tutti questi prodotti si devono buttare, e questa è una legge, diciamo, del mercato assolutamente non controllabile, per non parlare poi del problema delle costruzioni, in cui per diciamo, i soggetti che fanno parte del ciclo della produzione edilizia
Il tempo è importantissimo, perché diciamo il risparmio di tempo vuol dire un maggiore guadagno. Quindi tutto quello che abbiamo sentito oggi è assolutamente tragico e si unisce alle tragedie di tipo diverso, ma altrettanto diciamo penetranti, che viviamo in questo periodo. Io devo dire che ho quasi perso il piacere di mangiare il pesce, che era una delle poche cose. Poi non voglio sentire che cosa possono contenere le ostriche, che io adoro. Non lo voglio sapere. Comunque, penso che molte cose sarà difficilissimo contrastarle. Grazie. Allora, signori, siamo arrivati a parlare del tempo. Fugit il tempus, quindi bisogna stare attenti e siccome credo che questo sia un momento in cui ha smesso di piovere, potremmo approfittare di questo tempo per diciamo, lasciare questa sala. Io penso che la discussione è stata molto interessante, sono stati dei contributi. Salvatore vuole intervenire, intervieni e concludi a questo punto. Io intanto quello che abbiamo sentito l'ho capito dalla prima all'ultima parola, il che significa che era detto in maniera chiara, perché non sono molto esperto di queste cose. Però tutto quello che si crea e che una volta immesso, avendo dei grandi vantaggi di qualsiasi tipo, si immette nel mondo, nell'acqua, nell'atmosfera e produce danni, sono tutte cose non esistenti in natura, ma create dall'uomo. È utopistico, e forse lo è, anzi è utopistico chiedere a chi li produce di non produrli. Cioè, una volta che se ne sperimenta la negatività, di non produrle, come è successo all'amianto per esempio. Noi avevamo un recipiente di amianto che, siccome non avevamo grande dimestichezza con le scienze, l'abbiamo tenuto almeno una quindicina d'anni dopo che era stato... Sì, quindi non c'è un problema. Ma dico, abbiamo discusso per esempio delle microplastiche, e anche quella è una cosa... Io avevo letto in quel caso, avevo letto un dialogo fra San Pietro e Gesù Cristo, no, il Signore e San Pietro, che San Pietro va e dice, sai, l'uomo, sai che creatore, si sente creatore, perché plastes in greco significa creatore, e il verbo ed è quello della plastica, esattamente, e poi il Signore gli diceva, ma non capisci? No, lascia stare, non ti preoccupare, si sterminerà da solo. Cioè, non ti preoccupare della creazione. Cioè, non si può dire ora non creiamo più FAS, cioè evitiamo, si può dire. Ma sì, la cosa fondamentale però è la politica. Se il Presidente degli Stati Uniti dice ma è una sciocchezza questa cosa, ma chi l'ha detto l'ambiente? Riecheggiando, o meglio, quello l'aveva capito che lui lo pensava, Salvini, che dice no, qua gli operai, come che fa, scherzate? Così no, le macchine elettriche, ma qui le industrie chiudono. Se questa è tutto dalla politica dipende. La politica, se ci fossero scelte di questo tipo, invece ognuno... Noi costruiamo, noi poi cerchiamo di capire che cosa succede, e devo ringraziare tutti quelli che hanno parlato e quelli che sono intervenuti, perché veramente è stata una discussione molto interessante, mi piacerebbe vedere o sapere dove si può trovare quella slide dove si trova questo passo. Ah, era tua? Sì, dove si trova? C'era una slide dove era chiaro che cosa... Sì, ma siccome io sono un grande consumatore di carta forno, mi chiedevo se per esempio... che è meglio non riutilizzarla per esempio.
Vi ringrazio molto, ringrazio il professore Silvestri per questa occasione che ci ha dato.